Il-Kardinal Zenon Grocholewski huwa l-prefett tal-Kongregazzjoni tal-Edukazzjoni Kattolika fil-Vatikan. Waqt intervista ma' One News huwa tkellem dwar il-ħsibijiet tiegħu fuq il-pontifikat tal-Papa Benedittu XVI. Grocholewski qal illi Joseph Ratzinger se jibqa' mfakkar bħala teologu ġgantesk li prattika t-teoloġija b'mod ġenwin. Io penso che passerà alla storia come grande teologo che ha fatto la teologia in modo genuino. Bħala Papa affronta l-problemi urġenti tad-dinja tal-lum. Io penso che passa alla storia come un Papa che ha affrontato tutti gli urgenti problemi del mondo di oggi. Il-Kardinal Zenon Grocholewski qal li l-Papa Benedittu XVI tul il-pontifikat tiegħu tkellem ukoll dwar il-problema fundamentali bejn il-fidi u r-raġuni. Qal li prova juri r-raġunament tal-fidi. Papa che ha parlato circa problema fondamentale tra fede e ragione, ha cercato di mostrare razionalità della fede. Qal li Benedittu XVI se jibqa' jissemma fl-istorja għax oppona relattivizmu. Si è opposto contro relativismo che in certo senso distrugge tutto. Se non c'è verità oggettiva, se non ci sono valori oggettivi. Il-Kardinal Zenon Grocholewski twilet fil-11 ta' Ottubru tal-1939 fil-Polonja u kien elett kardinal fl-2001. Huwa serva fil-pontifikat ta' Giovanni Paolo II, ħasem fil-konklavi tal-2005 u reġa' kien ikkonfermat minn Joseph Ratzinger f'April tal-istess sena.